soprattutto il camminamento sulle sommità. Si chiede di riscontrare con urgenza la presente, comunicando gli interventi che codesta direzione regionale intende mettere in atto per sanare la problematica evidenziata, soprattutto alla luce dell'importanza che tale opera riveste primariamente dal punto di vista idraulico, ma anche della fruizione e dell'utilizzo delle banchine delle aree limitrofe. A questa richiesta non è pervenuta a tutt'oggi alcuna risposta dalla Regione Veneto. In data 8 novembre 2018, protocollo numero 37.761, il sindaco di Caule, in qualità di responsabile di protezione civile della città di Caule, segnala alla Regione Veneto area tutela e sviluppo del territorio quanto segue. Oggetto: muretto di contenimento in via interno a Caule. Con la presente per aggiornare sullo stato di pericolosità in cui versa il muretto di contenimento del rio interno a Caule capoluogo, a integrazione e aggiornamento di quanto già segnalato con nostra precedente 22 maggio 2018 protocollo 18.387. Seguito degli ultimi eventi atmosferici, in particolare dei livelli di acqua alta raggiunti dal rio nei giorni dal 29 al 31 ottobre scorso, il muretto ha manifestato in più punti segni di cedimento con infiltrazioni d'acqua continue ed evidenti, tanto da rendere necessario il presidio stabile da parte della protezione civile per tutta la durata dell'evento. Si ribadisce l'estrema urgenza di un intervento di risanamento dell'opera di difesa, ora messa provvisoriamente in sicurezza e resa inaccessibile, stante l'importanza che tale opera riveste preliminarmente per la sicurezza idraulica del territorio, essendo la stessa il cuore del centro abitato, nonché per la rilevanza economica, turistica e storica del porto peschereccio. Anche a questa richiesta non è pervenuta oggi alcuna risposta da parte della Regione Veneto. La situazione ravvisata ictu oculi la sera del 12 novembre 2019 era di un muretto di contenimento caratterizzato da una miriade di infiltrazioni dato mercato ittico comunale e di varie infiltrazioni nel restante perimetro, nonché da un muretto di contenimento fortemente piegato in curvatura verso l'esterno a causa della forte spinta dell'acqua. A tanto si aggiunga che sarebbero bastati ulteriori pochi centimetri di marea, che l'acqua del porto canale sarebbe esondata, comunque a prescindere dalla tenuta del muretto di contenimento stesso. Ma il vento è cambiato e Caule si è salvata. In data 13 novembre 2019, protocollo 39.889, il sindaco di Caule ha pertanto scritto direttamente alla protezione civile regionale, chiedendo di intervenire come segue. Dal tardo pomeriggio del giorno 12 novembre 2019 il territorio comunale di Caule è stato interessato da una forte mareggiata e costanti precipitazioni, associate ad alti livelli della marea, con conseguente aumento del livello dei principali corsi d'acqua del territorio. Il livello dell'acqua del rio interno in particolare ha raggiunto il limite superiore del muretto di difesa, comportando una violenta spinta sulla struttura, in alcuni punti oramai completamente spanciata e fuori asse. Nell'immediato il Comune di Caule è intervenuto con mezzi e personale per fronteggiare l'emergenza e garantire la pubblica sicurezza. Risulta tuttavia quanto mai necessario intervenire con un urgente intervento di messa in sicurezza del muretto costituente la difesa idraulica del centro abitato di Caule, come già richiesto con mia nota del novembre 2018 e come con nota dirigenziale del maggio 2018 che allegro in copia. Alcuni massi costituenti la difesa a mare dal santuario della Madonna dell'Angelo alla spiaggia di Ponente, in più punti sono stati sollevati dall'intensità del mare e al momento depositati in numero passeggiata. Il forte vento ha immediatamente eroso gran parte delle aree oggetto delle attività turistiche locali, oltre che depositato una massiccia quantità di rifiuti lungo il litorale. In occasione di tale evento è stato istituito d'urgenza il centro operativo comunale, come da relativo verbale. Il citato evento è stata notiziata dalla Prefettura, la città metropolitana e la sala operativa del Corem. Con ulteriore nota, datata 13 novembre 2019, protocollo 39.903, il sindaco di Caule, sempre in qualità di responsabile di protezione civile della città, ha segnalato alla Regione Veneto, area tutela e sviluppo del territorio quanto segue. Oggetto: situazione di estrema pericolosità del muretto di contenimento del rio interno di Caule. A seguito degli eccezionali eventi appena verificatisi, con la presente sono ancora una volta sollecitare un urgente intervento di ripristino del muretto di contenimento del rio interno a Caule capoluogo, a integrazione e aggiornamento di quanto già segnalato con mia precedente 22 maggio 18, protocollo 18.387, 8 novembre 18,
protocollo 37761. In particolare si trasmette in allegato una frarettante foto che rappresentano appieno la precarietà della struttura e il suo progressivo deterioramento. È evidente la curvatura verso l'esterno a causa della forte spinta dell'acqua che, sommata alle evidenti infiltrazioni, creano una situazione di estremo pericolo. Tale situazione, che si presenta lungo tutto lo sviluppo del muretto di protezione, si ritiene debba essere risolta in maniera del tutto prioritaria e con assoluta urgenza, in quanto un possibile collasso comporterebbe l'allargamento di gran parte del centro abitato di Caule. Da ultimo, con mia successiva, 14 novembre 2019, ho segnalato la gravità della situazione, legando copiosa documentazione fotografica direttamente anche al governatore della regione Veneto, Luca Zaia. Nei giorni immediatamente successivi all'emergenza, dopo le suddette segnalazioni, vi è stato un sopralluogo da parte di personale tecnico della regione e della protezione civile regionale. Confidiamo pertanto ora, anche cogliendo l'occasione della prossima imminente campagna elettorale per le elezioni regionali del Veneto, dove tutti saranno pronti a fare promesse incredibili, che le promesse diventino fatti e che i sacchi di sabbia, in dotazione della protezione civile, oggi valorizzati come pupazzi di neve presso il porto canale, non diventino ad aprile 2020 le uova di Pasqua, e addirittura non diventino a luglio 2020 delle turiste tedesche o ucraine in bikini. Grazie signor Sindaco, ci sono osservazioni? Capogruppo Miono. Grazie Sindaco, ci conforta apprendere che l'amministrazione sul tema è stata presente, quantomeno insomma, abbiamo appreso che la vostra amministrazione sia stata sempre in regione. Ci sconforta invece insomma, che non ci sia una corresponsione di questo da parte dell'ente sovraordinato, ma auspichiamo tutti insomma, di non trovarci con i sacchi in bikini e quindi possiamo intervenire su. Di fatto apprendiamo anche che quindi è in corso di definizione, di riedizione il piano comunale di protezione civile. Ora, siccome è evidente che qualche cosa non ha funzionato, lei ci ha spiegato anche le motivazioni perché le cose non sono funzionate bene, sarebbe utile nelle more di quello che il piano permette, perché dovrà ovviamente uniformarsi poi alle direttive sovraordinate del piano di protezione civile regionale, ma in questo avere una possibilità di intervento magari maggiore rispetto alle segnalazioni che ci arrivano. Mi spiego meglio. I sacchi si sono visti intorno alle 10 di sera quando, sto parlando della muretta, a difesa della muretta del porto, quando ormai era evidente a tutti che il problema si manifestava. Quindi probabilmente chiedo se è possibile inserire delle procedure di maggiore urgenza da gestire autonomamente senza cioè aspettare la segnalazione di pericolosità, quei gradi di intervento che derivano dalla regione, per poter agire autonomamente a livello comunale e magari in maniera un po' più tempestiva rispetto a quanto è stato fatto, perché probabilmente la regione ha sottovalutato il problema non dando l'emergenza del testimoniamento. Quindi non so se questo sia possibile, se fosse possibile noi chiediamo di prestare un'attenzione particolare in questo senso. E poi pur rendendoci ben conto insomma, che sono temi che derivano molto da scelte che non dipendono dall'amministrazione, ma dipendono appunto dalla regione, provare a cogliere l'occasione per vedere se potevano esserci anche delle soluzioni alternative rispetto a quella della messa in pristino del muretto. Per esempio valutare, anche sotto il profilo economico, tenendo conto che non sto dicendo una cosa di poco conto, l'installazione di porte vinciane che stiano a monte del porto. Questo potrebbe, rivedendo chiaramente il tutto, non solo sotto il profilo dell'emergenza, prestare anche nella disgrazia l'occasione di avere una rivisitazione progettuale di tutta quella parte di porto. Però mi rendo conto che tutto questo deve essere supportato dall'educazione di tipo economico che sicuramente noi non abbiamo fatto. Basta, grazie.
Grazie, consigliere Mignolo, capogruppo Mignolo. Sì, do la parola al signor Sindaco ancora. Allora, io non so se la Regione ha sottovalutato, o in realtà secondo quelli che sono i modelli matematici abbia correttamente valutato un'assenza di rischio. Nel momento in cui il rischio è stato analizzato, evidentemente i modelli matematici suggerivano che il rischio non c'era, tant'è che se non avevamo neanche una situazione di preallerta, perché l'allerta verde è assenza addirittura di preallerta, è evidente che i modelli matematici, con le condizioni delle maree, con le condizioni del vento, con le condizioni climatiche della pioggia, hanno dato quel profilo. E noi dipendiamo però da quello che è il bollettino e le prescrizioni che il centro funzionale decentrato emette, perché siamo collegati dal punto di vista della normativa nazionale e regionale all'attivazione da parte della protezione civile regionale. È vero che autonomamente vi può essere anche attivazione sul territorio da parte del COC, ma gli stessi elementi del COC comunale, ma gli stessi elementi che erano a disposizione della regione in quel mentre erano anche a disposizione nostra, per cui non eravamo in grado di dare un giudizio diverso. Solo la prudenza che ha contraddistinto l'operato dell'ufficio comunale di protezione civile di quella sera ha consentito comunque di determinare, seppur all'ultimo momento utile, che vi erano condizioni tali dettate dal rinforzo del vento di scirocco e dalla crescita della marea astronomica, perché da 140 cm, 142 che erano previsti siamo andati a 189, è stata una convergenza di forze e di criticità che hanno portato a quella situazione, insomma, la situazione che abbiamo visto. In condizioni normali di rischio, che poi quando si opera in protezione civile non si opera con la prevedibilità del rischio, si opera con una razionale prevedibilità del rischio, che è un concetto completamente diverso. Il rischio non è mai prevedibile, si può solo per esperienza ipotizzare quello che può succedere e ci si basa su quella che è la normativa nazionale, regionale e quello che è il protocollo previsto dal piano comunale di protezione civile. Vi ripeto, in condizioni di rischio previsto, quindi se avessimo avuto almeno una preallerta, ciò non era, i sacchi di sabbia sarebbero stati posizionati o il giorno prima o la mattina stessa, come facciamo sempre in ogni tipologia di emergenza di questo tipo legata alla criticità idraulica. Per quanto riguarda invece la sistemazione dell'ambito del porto peschereccio, io adesso attenderei di vedere se Regione Veneto finalmente si attiva tramite, credo che nel sopralluogo dell'altro giorno fossero presenti anche funzionari o responsabili tecnici della protezione civile nazionale giù. Ma io attenderei di vedere un attimo quale sarà la risposta che arriverà dalla Regione, dalla protezione civile regionale, dalla protezione civile nazionale in merito al muretto, ma non è solo il problema del muretto, è un problema anche degli argini dei nostri canali, molti sistemati e molti da sistemare e tutti segnalati comunque. Se il silenzio dovesse persistere, io credo che dovremmo fare la stessa scelta che abbiamo fatto seppur con condizioni di criticità diverse, quando per ragioni di tutela della circolazione stradale abbiamo deciso di riqualificare i piedi del Negrelli l'ambito di uscita tra la provinciale e via Gallini, realizzando quella rotatoria. Quella rotatoria realizzata sulla provinciale non la doveva fare il comune di Caule, quella rotatoria la doveva fare la provincia, allora la provincia di Venezia. Se non che grazie alle risorse che l'amministrazione di allora aveva recuperato tramite la Regione Veneto e grazie a un po' di economie nelle gare d'appalto, si è riusciti anche a spese, non certo della città metropolitana di Venezia, ma a spese con risorse nostre, a realizzare anche la rotonda con la messa in sicurezza. Adesso non ricordo se poi la direzione dei lavori fu affidata al Comune di Caule, ma credo fu affidata alla provincia, vero? No, fu affidata al Comune di Caule, alla direzione dei lavori. Le risorse del Comune di Caule, la provincia ci ha consentito di fare a questo punto. Se permane il silenzio, io credo che dovremmo attivare una procedura di richiesta alla Regione Veneto e di dire
non ce lo mettete a posto voi, ce lo mettiamo a posto noi, perché dopo 12 volte che io ho scritto in 7 anni, perché scritto 12 volte in 7 anni, credo che forse almeno un no, volevate dire no, beh, scrivete no, ma non rimanere in silenzio, no? Perché insomma non mi pare che ci sia un po' questa collaborazione sotto sul filo, che non è ti chiedo soldi per un contributo per fare un evento, per la sicurezza dei nostri cittadini nel nostro territorio. Se lo frequento del porto o se l'acqua esce, è chiaro che andiamo sott'acqua a mezzo paese. Poi c'è l'altra soluzione, quella di approfittare della riqualificazione per innalzare il muretto. Anche quella può essere una delle soluzioni possibili che è all'AISA dell'ufficio. La terza è quella delle porte vinciane. Da tempo se ne sta parlando delle porte vinciane, con il rischio che però si salva a cavolo di capoluogo e si allarga tutto il resto del paese, se poi gli argini non sono in condizioni tali da reggere, sia per il carico d'acqua rispetto all'altezza, sia per la struttura, perché potrebbero essere anche gravemente erosi, vuoi dalle nutrie, vuoi dai fenomeni legati all'acqua, eccetera. Quindi sono tutte valutazioni che sono in atto, però io darei di dare tempo, ma non tanto, alla Regione Veneto, di vedere se veramente si mette la mano sul cuore, e penso un po' anche alla città di Caorle. Grazie, Sindaco. Consigliere Anselmo. Ecco Sindaco, grazie della risposta, ed è finalmente la risposta che mi aspettavo da un'amministrazione, cioè riconosciamo il fatto che siamo tutto il territorio veneto, dalle Alpi, Processi Idrati, quindi al Cadore a Rovigo, siamo in emergenza idrogeologica, c'è un problema oggettivo e di fatto la Regione Veneto deve rispondere a un territorio molto vasto. Il problema che io ponevo anche in commissione, ma non sono stato capito, è esattamente questo: esiste un problema politico legato al fatto che l'emergenza è diffusa, per cui si rischierebbe solo a scrivere delle lettere, avere delle risposte tardive o comunque insufficienti per rispondere invece all'emergenza che noi viviamo, un'emergenza che tutti i consigli comunali, ma tutti i cittadini riconoscono, ma tutti i veneti, tutta l'Italia riconosce questa cosa qua. E allora io troverà, da questo punto di vista, troverà in me sempre un appoggio quando l'amministrazione cercherà di mettere in sicurezza il territorio, perché ne va della nostra salute. Come l'emergenza era come l'emergenza è stata anche sociosanitaria all'epoca, e un popolo si è mosso, il popolo, sono convinto, si potrebbe muovere, si muoverà a suo fianco per rispondere a un'emergenza di questo tipo qua, perché non esiste alternativa: o ci date una mano o ce la facciamo soli. Io su questa volevo ringraziarvi per la presa di posizione, auspico che la Regione risponda, ma qualora non capitasse ci troverà al suo fianco. Grazie. Il Presidente del Consiglio si è momentaneamente assentato. Il segretario comunale del Sindaco può assumere la presidenza, perché in caso di sede vacante del Presidente del Consiglio, il Sindaco potrebbe svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio, altrimenti rimaniamo in attesa che ritorno del Presidente. Ringraziamo che ritorna. Scusa, andiamo avanti al secondo punto dell'ordine del giorno: approvazione verbale di seduta precedente. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Non c'è l'unanimità, quindi approvati i verbali delle votazioni. Passiamo al terzo punto: variante piano di assetto del territorio per l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale Veneto 6 giugno 2017 numero 14 e alla delibera Giunta Regione Veneto numero 668 del 15/5/2018 in materia di contenimento del consumo del suolo. Approvazione. Do la parola al signor Sindaco. Il Comune di Caorle è dotato di piano di assetto del territorio approvato dalla conferenza dei servizi decisori in data 11 novembre 2013 e ratificato con delibera di giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014
pubblicata nel BUR numero 21 del 21 febbraio 2014, oggi vigente. Per effetto dell'approvazione del PAT, il piano regolatore generale ha assunto valore di piano degli interventi. In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017 numero 14, avente per oggetto disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, modifica della legge regionale 23 aprile 2004 numero 11, norme per il governo del territorio in materia di paesaggio. La legge regionale 14 del 2017 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, avendo come obiettivo primario ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. Quale primo adempimento alla legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 13, comma 9, i comuni devono fornire le informazioni territoriali attraverso una scheda informativa e individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla legge stessa all'articolo 2, comma 1, lettera E. Ai sensi della suddetta legge, con delibera di Giunta regionale del Veneto, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, lettera A, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Successivamente alle determinazioni delle quantità di suolo trasformabile, la legge dispone, ai sensi dell'articolo 13,10, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale, secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14, e contestualmente alla sua pubblicazione ne trasmettono copia integrale alla Regione, e che i comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, ai sensi del comma 10, confermano o rettificano gli ambiti di urbanizzazione consolidata, articolo 13,9. In adempimento a quanto sopra indicato, con provvedimento della Giunta Comunale numero 182 del 10 agosto 2017, sono stati individuati nei tempi previsti gli ambiti di urbanizzazione consolidata e unitamente alla scheda informativa sono stati inviati alla Regione del Veneto con note dell'11 agosto 2017 al protocollo numero 25.912. Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale numero 668 del 15 maggio 2018 sono state individuate le quantità massime di consumo di suolo ammesse nel territorio regionale, assegnando ai comuni 18 mesi per l'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo del suolo, secondo le procedure semplificate previste dall'articolo 14 della legge regionale 14 del 2017 stessa, che la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il comune di Caore risulta pari a 91,19 ettari. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, come previsto dalla legge, articolo 13,9, i comuni confermano o rettificano gli ambiti di urbanizzazione consolidata. Con deliberazione della Giunta regionale numero 1366 del 18 settembre 2018, avente per oggetto precisazioni e integrazioni in materia di valutazione ambientale strategica, alla deliberazione di Giunta regionale 668 del 15 maggio 2018, viene precisato che nei casi di mero recepimento negli strumenti urbanistici delle disposizioni della normativa regionale in oggetto, ovvero i contenuti di cui la legge regionale 14 del 2017 e della delibera di Giunta regionale 668 del 2018, la variante non potrà che essere inquadrata nell'ambito dei casi di esclusione per la verifica di assoggettabilità VAS. Con la legge regionale 14 del 4 aprile 2019 la Regione Veneto ha posticipato l'adeguamento dei contenuti alla legge sul consumo del suolo al 31 dicembre 2019. Riscontrato che in adempimento a quanto sopra illustrato, con delibera del Consiglio Comunale numero 31 del 29 luglio 2019, di cui si richiamano i contenuti, si è provveduto ad adottare la variante al PAT di recepimento delle disposizioni della legge regionale 14 del 2017 sul consumo del suolo, rettificando altresì il perimetro di urbanizzazione consolidata approvato con deliberazione Giunta Comunale 182 del 10 agosto 2017, introducendo lievi modifiche, recependo aree oggetto di piani attuativi già approvati e di infrastrutture opere pubbliche esistenti, aggiornando la cartografia con l'approvazione definitiva della presente variante. La variante adottata è composta dagli elaborati redatti dallo studio tecnico Proteco Engineering SRL di San Anna di Piave,
A tal fine incaricato e acquisita gli atti di questo comune in data 24 luglio 2019 al protocollo numero 26.485 che do per letti. Dato atto che in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 14 della legge regionale 14/2017 si è provveduto al deposito di pubblicazione della variante per 30 giorni consecutivi dal 6 agosto 2019, un avviso al protocollo numero 28.087 del 6 agosto 2019 comunicato all'albo operatorio online sul sito del comune e alla pagina dell'amministrazione trasparente, e nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni alla proposta deliberata, vista la legge regionale 11 del 2004, vista la legge regionale 14 del 2017, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 12 dicembre 2019, pone al Consiglio Comunale il seguente deliberato: di dare atto che durante e successivamente al periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla variante in oggetto, di approvare la variante al piano di assetto del territorio, l'adeguamento alle disposizioni sul contenimento e consumo di suolo di quella legge regionale 14 del 2017, secondo la proposta progettuale al protocollo 26.435 del 24 luglio 2019, depositati agli atti dell'ufficio urbanistica, redatta dallo studio Coteco Engineering SRL di San Maria di Piave, composta dagli allegati elaborati, di dare atto che con la delibera del Consiglio Comunale numero 31 del 29 luglio 2019 si è provveduto a rettificare, come previsto dall'articolo 13,9 della legge regionale 14 del 2017, gli ambiti di urbanizzazione consolidata come individuati dal DGM numero 182 del 10 agosto 2017, secondo quanto riportato nelle elaborazioni cartografiche, carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata, dare atto che la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo di suolo all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ammessa dalla delibera di giunta della Regione Veneto numero 668 del 2018, il comune di Caule risulta pari a 91,19 ettari. Dare atto infine che la presente variante, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 del 2017, diventerà efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune di Caule. Grazie al sindaco. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione. Siamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? La delibera viene approvata. Siamo al quarto punto all'ordine del giorno, variante numero 11 del piano degli interventi, riclassificazione urbanistica, attività verriere, approvazione e recepimento della propria pianificazione ai sensi dell'articolo 6 legge Regione Veneto numero 11 del 2004, approvazione. Do la parola al signor Sindaco. Permesso per Comune di Caule, dotato del piano assetto del territorio, approvato in competenza e servizi decisori in data 11 novembre 2013, ratificato con deliberazione giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014, pubblicata nel bullino numero 21 del 21 febbraio 2014 ed è oggi vigente, ai sensi dell'articolo 48 della legge Regione Veneto numero 11 del 2004, vigente piano regolatore generale, assunto valore del piano degli interventi per parte combattiva con il PAC, ai sensi dell'articolo 18 della legge Regione Veneto numero 11 del 2004, è stato presentato al Consiglio Comunale in data 3 giugno 2014 il documento programmatico relativo agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche da realizzare nel corso del mandato del Sindaco, con deliberazione di Giunta Comunale numero 175 del 24 luglio 2014. Sono state fornite le indicazioni relative alle tematiche da sviluppare per la realizzazione della prima variante del piano degli interventi, con le quali viene previsto di sviluppare e di dare attuazione al tema delle invarianti di natura architettonica, ovvero alle variazioni di destinazione d'uso possibili ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 32 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto del territorio, richiamati i contenuti dell'articolo 15, comma 4 e 32 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto del territorio, aree di urbanizzazione consolidata. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo, in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, a
attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione. Parte prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata, messi prescrizioni per le attrezzature turistiche alberghiere con meno di 25 camere e 50 posti letto alla data di adozione del PAT, classificate come varianti di natura architettonica e ambientale nella tavola 2 del PAT, in conformità al precedente articolo 12, il piano di interventi può consentirne l'utilizzo come residenze turistiche alberghiere definite dalla legge regionale 33 del 2002. Articolo 22, comma 5 su modifiche e integrazioni. P può consentire destinazioni di uso diverse, previo specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, contenente le modalità e i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie, nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di precauzione di cui è successivo articolo 18. Comissis, dato atto che in attuazione delle deliberazioni di qui sopra è stato emesso all'uso pubblico invitando i soggetti aventi titolo alla presentazione di proposte di trasformazione urbanistica delle attività alberghiere ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 32 dell'NTA del PAT per la formazione della variante del piano di interventi. Con deliberazione di giunta comunale numero 70 del 2 aprile 2015 venivano individuate le attività aventi i requisiti previsti dall'NTA del PAT per accedere all'accordo di pianificazione ex articolo 6 della legge regionale 11 2004. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 86 del 14 novembre 2016 sono state fornite le linee guida generali per la presentazione di accordi con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 citato. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 29 del 9 febbraio 2017 sono stati approvati gli indirizzi per la conclusione degli accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 citato con i soggetti titolari di attività alberghiere che rispondessero ai criteri dell'articolo 15 del PAT. In seguito alla presentazione delle proposte di accordo di pianificazione avvenute da parte delle ditte individuate con la delibera di Giunta Comunale 70 del 2015, delibera del Consiglio Comunale numero 94 del 19 dicembre 2017, sono stati approvati 11 proposte di accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 citato in attuazione dell'articolo 15, commi 4 e 32 citato. E con delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 13 marzo 18 è stata approvata la variante 8 al piano degli interventi di classificazione urbanistica attività alberghiere, recepimento accordi di pianificazione di cui all'articolo 15, commi 4 e 32 citato, di accoglimento degli 11 accordi approvati con la seduta del 19 dicembre 2017 citata. E questa amministrazione in sede di approvazione della variante 8 ha dato atto che le destinazioni alberghiere non ricomprese nella variante, ma ricadenti fra quelle aventi requisiti individuate con la deliberazione di Giunta Comunale 70 del 2 aprile 2015, qualora integrate con la documentazione necessaria, potranno essere oggetto di svincolo con successivi provvedimenti consigliari. Quanto premesso e relazionato, si rileva che in data 7 gennaio 2019, protocollo 585, la ditta istante ha depositato proposte di accordo di pianificazione relativamente all'immobile identificato nella documentazione degli atti, censito al foglio 42, mappale 277. A seguito dell'istruttoria tecnica comunicante la determinazione del beneficio pubblico, richiedendo altresì la correzione di alcuni regolati tecnici, in data 4 marzo 2019, protocollo 7489, 2 agosto 2019, protocollo 17580 MPEC, la ditta ha introdotto una proposta di accordo che risulta oggi composta da tutti gli allegati previsti. In data 5 luglio 2019, il protocollo 24.267 è pervenuta la ricevuta del versamento della quota del 10% del beneficio pubblico, dato atto che la proposta dell'accordo di pianificazione prevede la riclassificazione puntuale dell'area di pertinenza dell'immobile a uso alberghiero da zona D5 a zona territoriale omogenea B1, al fine di consentire la riqualificazione delle volumetrie esistenti secondo le destinazioni d'uso conformi alla nuova ZTO, a fronte di un beneficio pubblico stimato adottando i valori tabellari approvati con delibera giunta comunale del 29 gennaio 2017, che la proposta risponde ai criteri e agli indirizzi presi da questa amministrazione finalizzati anche alla riqualificazione del tessuto urbano attraverso la riqualificazione delle volumetrie esistenti degli immobili ad uso alberghiero.
che a titolo perequativo di cui l'articolo 18 dell'NTA del PAT, l'interesse pubblico viene soddisfatto attraverso l'obiettivo di qualità architettonica, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi che ne migliorino l'efficienza energetica e l'estetica, costituendo un valore aggiunto per le parti della città, nonché un beneficio in termini economici, i cui fondi entreranno nella disponibilità dell'amministrazione per l'attuazione di opere pubbliche a servizio dell'intera comunità. Il beneficio pubblico va corrisposto oltre al contributo concessorio ex articolo 16 di PR 380/2001. Per quanto sopra illustrato, l'istanza di accordo è stata ritenuta meritevole di accoglimento in quanto rispettante le disposizioni e criteri previsti dal PAT e criteri e indirizzi presi da questa amministrazione finalizzati anche alla qualificazione del tessuto urbano attraverso la riqualificazione delle volumi esistenti e dei modi di uso prelievo. Dato atto che l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 deve essere recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione, con delibera del Consiglio Comunale numero 41 del 26 settembre 2019 è stata adottata la variante numero 11 al piano degli interventi in oggetto che recepisce l'accordo di pianificazione descritto, procedendo alla riclassificazione dell'area di pertinenza di tale struttura alberghiera, come individuata negli elaborati grafici legati all'accordo, sostituendo la precedente zona territoriale omogenea di 5 con una nuova zona territoriale che risulta essere di tipo B1 in progressivo B1/23, visti gli elaborati della variante numero 11 AP, redatti dall'ingegnere Grandini Alessandro, acquisiti a mezzo PEC il 26 aprile 2019, protocollo 15031, 9 settembre 2019, protocollo 30392, che do per letti, dato atto che la presente variante non comporta modifica al dimensionamento di piano, né allo stato dei luoghi, né alterazione alle superfici impermeabilizzate, dato atto che sia provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'asseverazione di non necessità di